Qualche minuto dopo le 3:35 della notte, i vigili del fuoco del distaccamento di Tolmezzo sono intervenuti con l'autopompa serbatoio e l'autobotte per l'incendio di due furgoni in via Garibaldi. I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno trovato i due mezzi parcheggiati incendiati con una lingua di fuoco che, a causa della rottura del serbatoio di uno dei due furgoni, con conseguente innesco del carburante fuoriuscito, aveva raggiunto altre due vetture parcheggiate poco distanti. I pompieri sono riusciti a spostare il più piccolo dei due furgoni prima che venisse completamente avvolto dalle fiamme e hanno spento l'incendio evitando la propagazione delle stesse ad altre vetture. I fumi della combustione dei mezzi hanno invaso i locali di una palazzina di 2 piani, dalla quale i vigili del fuoco hanno evacuato 2 giovani per proteggersi dal fumo, si erano rifugiati nel bagno del loro alloggio. Le 2 persone, una volta portate all'esterno dello stabile, sono state prese in carico dal personale sanitario che successivamente le ha trasferite al vicino nosocomio per gli accertamenti del caso, in quanto avevano respirato i prodotti della combustione. Il lavoro dei vigili del fuoco è terminato all'alba con la completa messa in sicurezza dei mezzi coinvolti dall'incendio e con una verifica strumentale all'interno dei locali della palazzina che era stata invasa dal fumo, per scongiurare che vi fosse ancora qualche presenza di qualche sostanza nociva derivata dai prodotti della combustione. Incidente stradale questa mattina poco prima delle 7 a Case di Manzano. Per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri, 2 auto si sono scontrate tra loro. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, un'ambulanza per prestare i primi soccorsi. Uno dei 2 occupanti è stato trasferito e ricoverato all'ospedale di Udine in prognosi riservata. L'arteria è stata riaperta al traffico poco dopo le 8. Assessore Zilli, prosegue in commissione la discussione sull'assestamento, una manovra che continua a rafforzare il sostegno alle famiglie e alle imprese del Friuli Venezia Giulia. Sì, questo è un obiettivo fondamentale del Presidente Fedriga e di noi componenti di Giunta in un momento di grandissima incertezza, soprattutto avuto riguardo all'inflazione che aumenta e alla carenza delle materie prime. Abbiamo deciso di mettere assieme ancora una volta degli strumenti eccezionali, mettendo appunto in forma composita sia gli investimenti per sostenere la ripresa, ma anche i sostegni che sono fondamentali per garantire la sopravvivenza delle nostre aziende e anche garantire un minimo di potere d'acquisto in più alle nostre famiglie. La Regione sta facendo tutto quanto è nelle proprie possibilità per raggiungere questi risultati. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.